Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, imprentas 2021-2022, le regionali 22-2018, articolo 22. Su sonette, s'organitto, dunque escusto su strumenti musicali de oi, dei maestros de oi. È usato via Giampaolo Piredda, suonatori de organito e maestro e tutto in scuola civica senza provincia de Nucoro. È usato via Giampaolo Piredda in una lezione che fai disso in Orosei, questa scuola civica di Orosei. Ma a noi sapere, in queste occasioni, non hanno registrato a questa scuola, poi ci hanno traballo e ci hanno portato in questo luogo bello che è questo che narravo, Sex Monte Granatico, dunque è questo che viene sul magazzino su Trigo de in Sandus. E poi questo tornavo grazie a sa sindica Elisa Farris e sa consigliera comunale che è delegata a sa istruzioni Daniela Conto che è direttora I78 di un coro de femminas su coro Urise. Dunque con Giampaolo Piredda si andato a conoscere isso come maestro, come professore, come imparatori di strumenti musicali, di sonus e i giovani che furono iscritti in scuola civica dei suoi tottu e si andato a vivere, a forrocare, a comprendere, a registrare come succede di quando un maestro impara dai giovani a suonare su sonette. E prima di arrivare però in Orosei, prima di andare in Baronia, io sentendi come succede se sei sicuro in altra puntata del maestro, su ogni volta la trasmissione comincia con una scheda preparata dal suo professore Marco Luzzu e tradusia in sardo di Maria Barca, giornalista, che i 78 con sa voce cosa sua si contano le cose che ha descritto Marco Luzzu. E poi andai con Giampaolo Piredda in Orosei a conoscere Spicciochetto che con esso imparano a suonare su sonette. I sottigentos, isas capitales europeas, sono stati depositados brevettos de strumentos musicales che poi hanno dato sa vita a sa famiglia des fisarmonicas. In questo tipo di strumentos, sagra che sta intro de sa fonte che viene dispinta contro os linguazzos de metallo, che vibrande a che ne sono. I canne tastos si abberin i valvolas che spingen sagra contro os linguazzos e cada uno ha che un suono diverso. I Sardinna arribano in sa seconda metà dei sottigentos, commente si leggede i sos contor de sos chi viazzano e commente si viede i sar fotografias. Uno de sos tipos chi veste de prusu est su sonetta matripellas, chi oe est uno de gustos chi sa usa de prusu. Su sonette oe si usa da con atteros strumentos o finza in pezze de gustos. Si usa in tutta la Sardegna e accompagna da ballos e cantos. Il Sardegna bacchentinasa de sonadores, finar zovanos e sempre de prusu, veste chi è che era di imparare con abile mastros. E sta puntata di oggi per me è un piacere immane, perché in tanti posso trovare un maestro di suono, di sonetto, di organito diatonico, e noi in Orosei, dunque senza scuola civica di Orosei. Giampaolo Piredda, sta bello, trovare in noi come maestro e non come suonatori, così ho visto milioni sanosi in su palco, ma oggi si vengono in noi in Orosei a far scovviare gli ascoltatori nostri commenti. Tu vai sul maestro, commenti esistenti, si imparano a suonare su suono in noi in Orosei. Intanto grazie per questo attopico, per questa possibilità. Una cosa, te mi voglio domandare, tu quando hai cominciato a suonare, dunque come suonatori, sei andato in una scuola o hai imparato in un'altra maniera, con un altro maestro? Come ti hai cominciato a suonare tu? Io ho cominciato a suonare a pizzino da decannos. Ah, decannos. E poi ho cominciato a suonare ascoltando le cassette del Mondo Vercellino, Totò Chescia, e poi cassette e disco. Prima la musica sarda era tutta in disco.
E quindi poi suonava, in un momento suonava zio mio, e poi ho cominciato questo organico che ancora in domo vi per frate mio, che dobbiamo imparare frate mio a suonare. E poi a Savini frate mio non batte imparare a suonare per imparare te. Però suonava io mio in domo, cioè su suonette ben sempre stato in domo nostro. Comunque... tu, vorrei una curiosità, tu sei più nugoreso, più oruneso, più orosino. Io sono tutto un incrocio, mamma è di Orune. Di Orune. Io mio di Orosei e babbo è di Nugoro. E dunque sì, in territorio Quindi del domo. la passione dei organici, cui per suonare l'ha poi ereditata dalla banda di mamma, che suonava da zio mio, e pure un fratello mio che cominciava a suonare, però suonavano solo poco in domo, a festa, e non ha mai sicchio, non l'ha piccato come una professione. Ed ho cominciato a suonare per passione, mi piaceva sempre questo ballo sardo. E poi bello, mi sono perfezionato questo tempo, però non ho fatto nessuna scuola. Si chiama Totore Chescia, Mondo Vercellino, Franceschino Maricoso, Francesco Banda e tutto questo suonatore. Una cosa che mi voglio domandare invece, quando è che ha cominciato lui, una volta che ha imparato bene a suonare, si è diventato suonatore professionista e tutto quanto, quando è che si cominciato a pensare di far conoscere ai giovani su Sonu e dunque sa musica sarda e ballo sardo e tutto quanto. Dunque, come è maestro, quando si cominciato? Dopo cominciavo a... E a un dia si cominciava? La prima scuola civica che si è interessata a fare un corso di organetto diatonico e si è stata la scuola di Valle d'Uria, che mi ha motivato su 2002. Poi... E dunque, già 20 anni. La prima scuola... Tu pare sempre picciochetto, ma non stai già 20 anni. La prima scuola che ho cominciato, la prima scuola che ha fatto un corso di organetto in Sardegna è stata la scuola di Nugoro, sul comune di Nugoro, che sono maestro dottore Chessa. Poi di qui ho cominciato a bello tutta questa scuola di organetto. Poi ho cominciato in Lanusei, Tortolì, Olsai. E poi siamo partiti su questa scuola di Orosei, di scuola di musica. Proprio in questa scuola di Orosei, intanto mi raggi a tornare grazie a sindaca Elisa Varris, mi raggi a tornare grazie a Daniela Conto, che è stata delegata per la pubblica istruzione, per la scuola civica e tutto, che santi a disposizione. Si scuola, oggi sono su via da Monte Granati, con Arauso, ma questa è la sede oggi si scuola, poi tenesi lezioni in altro luogo, sex municipio mi pare, insomma, altro luogo noi in Orosei. Ma una cosa di importo è che la scuola di Orosei è una delle scuole di tutto questo comune che ci punti noi in Baronia. Unione dei comuni della Baronia. Noi in Baronia. Dunque, in ogni bidda di questa zona c'è proprio una scuola e torna da sempre a scuola civica di Orosei. Infatti questo spezzino non sono tutti di Orosei, sono Gabriele Cosseddu da Carteggi, Samuele Luriga da Carteggi, Gioele Locche di Oneai, Mauro Lucca di Rigoli Orosei Onifai, Casubabbo su Mattessi non è di Orosei, però Gabriele Solinas da Carteggi e Lorenzo Vacca di Orosei. Bene. Quindi su spezzino sono tutti di Orosei, sono da Sarvida a Curso a Orosei. Dopo una cosa, gli ascoltatori noi si sono registrando noi in Orosei e oggi dopo una sabinari c'è Bascameda, infatti Giampaolo è tutto sudato, ma si sono stati, si sono registrando, magari si sono sabiri in ottoggio e non sciugando, ma noi si sono registrando oggi c'è Bascameda, ma il picciochetto già ha resistito a tutto. E dunque, e questo giovane che ha avuto in noi, da quant'è che punti imparando a suonare con tu le lezioni tue? Allora, Lorenzo Vacca ti cominciavo quest'anno, Lorenzo e Mauro, sono al suo primo anno. Poi Gabriele, Cosseddu, era venuto già a Battorannor e Samuele Luriga. E Gioele su Mattessi, Gioele è tornato dopo una paia di si è bloccato una paia anni e è tornato quest'anno. Bene. Dunque, come te che fai questa lezione? Cioè, sicuramente ci punti, che insomma,
un devago, usato poco poco per tempo e tutto quanto. Come te che si svolge questa lezione? Come ti funziona? Da diversi esempi, di quante cose? Come te che cominciano a suonare o si perfezionano esatto su che già è scinti suonare? Allora, la prima lezione che faccio mi gli spiego poco poco come ti funziona questo strumento. Qualcuno magari si già suonare qualche cosa, qualcuno viene da qualche di scuola e quindi conosce già gli strumenti, però per esempio come abbiamo fatto con Lorenzo che ha cominciato e con Mauro che hanno cominciato quest'anno, gli spiego come ti funziona lo strumento e i primi passaggi che devono fare. Per cominciare cominciamo su dirlo, questo è più semplice da suonare. Questo che non si è mai riuscito a suonare, poi dopo esiscire, cerchiamo di suonare su dillo e proprio Giampaolo Piredda mi stroccia da me e suona io su sonetto proprio e mi tende a me e tutto, ma proprio strocendo in me, poi non sono buono a suonare questo strumento e mi dispiace me. La prima lezione che abbiamo fatto con Lorenzo abbiamo cominciato a fare questo primo passaggio di su dillo. Abbiamo fatto il saggio pure quest'anno a suonare poco su dillo. Va bene. Pensai che, come te che si serve? Lorenzo, pensai che è più bravo di me, dunque di adesso ancora devo imparare a fare tutte queste cose. Dunque, e poi invece altri, per esempio, Samuele già suonando da Battero che vanno e fa che caricare redda pure, giustamente, quando si comincia a beccare te vince uno viene a scuola, fa che sa lezione e poi la lezione per mano si fa che cada uno lo fa che te in sua. Giustamente beccare gli esercizi e tutte queste cose. Ma tu ti vai a fare qualcuno passaggio, ti vai a spiegare qualcuna cosa, come ti funziona? Io incomincio poco, gli spiego come ti funziona questo strumento. Sono i primi passaggi che devono fare, per esempio. Come la posizione che si deve porre per suonare e poi cominciamo sempre a suddirlo, poi da suddirlo passiamo sul passo torrao, ballo tondo, poi per esempio che in Samuele abbiamo fatto ballo brinco da Garteddi, che in Gabriele abbiamo fatto a terror ballo e poi dopo che si parte dal primo ballo si cominciano tutti i ballo, che si ballano in Sardegna. Ma in moi, esso deve suonare una cosa che ad imparare in tanto tempo, come è questa cosa? Ma la velocità di imparare questo ballo si picca a forza di suonare, che uno picca la manualità di questo strumento pure. Poi è stato cambiato il sistema. La prima lezione che si fa magari da canno fa, che le fa che poi tutto da io. Come imparano a vincere sul computer, su spezzini. È scambiato tutto il sistema. Poi da ISO venite noi e commento, una volta si gira, come ti funziona? Una volta si chida e va che in una lezione 40 minuti a sola. E poi in domo vai allenamento e tutto quanto, e cose che dinara tu. Dunque, mo intendevo, come te che si serve Samuele, intendevo, Samuele te devi suonare, ti imparare a moi Samuele. Su balla tre spasso Da Garteddi. E si va a suonare il gusto? Suona il gusto. Dunque, Samuele quanto tempo sei che sta studiando con tu? Samuele è Battorano, Schimbano che fa il corso di organetto. Infatti è proprio già è bravo, ma suona da un ballo completo su un gruppo? Suona chi sul gruppo e poi è un musicista pure di un gruppo musicale Giosuri Undos. Bene, bene.
questo che ha fatto isso è tutto giusto, devi donare qualcuno consiglio o come No, questo è un ballo che abbiamo già visto già 3 anni e lo suona bene. Poi siamo facendo altre cose, magari a 9 siamo già facendo il ballo campitanesio. Per esempio sul campitanesio la prima cominciare a fare che ne Gabriele. Però... intendevo su con Gabriele come ti funziona, come tu fai adesso. Dunque, ecco, poi a Gabriele, no? Gabriele, Gabriele ha suonato tutto bene, devi fare anche una cosa, con summantici, con sue vibrazioni. Certo, bello. E ti rinnai, poi questo che ha suonato, e ti dinara stui. Quando fai questa lezione, isso zona da Icci e no, anda bene, però basta di aggiungere altri passaggi, altre spicchiate di questo ballo, lui si chiede a fare che spruso per un ricco. Cada lezione noi cerchiamo di fare un passaggio e poi lo torniamo a... Quando torna bene lo proviamo, se andrà bene, si bacca qualche cosa da controllare e lo torniamo a fare. E in questo caso, come ti ha suonato isso, i tecnici? No, anda bene. Sta andando bene. Giustamente, a 9 sarà da suonare mezzo, quindi pure l'allenamento cambia da un anno a 7 lo diventa un pruso. Ma tu ti conti pure la storia del suo strumento, come stare in Sardegna, come si suona, come ti fatto a intro, tutte i voci, si chiede, e ti succede in una lezione? In una lezione, questa cosa la spieghiamo già prima lezione, che dipende da vince già gli strumenti che sono suonando, il ballo, della vita che deve fare, e cerchiamo di mantenere una linea che sa di misturare il ballo. Dunque, se ognuno può fare sul ballo cosa sua o fai... Cerchiamo, per esempio, un esempio, che inizio abbiamo fatto sul ballo cartelli, che cercate di suonare sul ballo cartelli, cercando di fare questi passaggi che suonavano sormano, suonatori di cartelli. Per esempio, se un altro potremmo fare un ballo brinco di rigore, cerchiamo di fare questa suonata che ha fatto Dottore Chessa. O se suoniamo per esempio un ballo di su margine, cerchiamo di fare su ballo su margine che in cui sono passato, senza cercare di manteniamo una linea in maniera che la musica non perda queste caratteristiche. Certo. Se no si può rischiare di fare un ballo che non sia proprio autentico alla tradizione della vita che stiamo facendo. Anda bene. Per esempio, come vogliamo fare un ballo a Mauro che sta sul primo anno? E sono andato a poco Mauro sul primo anno? Primo anno, Mauro. Mauro e Lorenzo sono sul primo anno. Poi, dopo facciamo suonare a Gabriele Cosseddu e a Gioele Locca. Invece in questo caso, come ti ha suonato? Stanno andando bene, guarda, questi Sta sul primo anno, vabbè, hanno cominciato, si può andare 4 mesi. Fatto bene. Ecco, un consiglio che ti può ridonare a Isu, invece, siccome ti ha suonato in Moita, ti può ridonare un po' correggio, può migliorare e tutto quanto. Dici che suonare tutto il stio, ne un'ora a Sadie. E poi un'oretta. E poi ascoltare sempre ballo sardo.
uno non può diventare suonatore venendo no, con una porta sacchita. Ah, Che dunque, sono suonatore il fatto deve ascoltare musica sarda e c'è il ballo che siamo facendo. bene, bene, bene. Poi per esempio con Gabriele così abbiamo fatto diversi ballo, però abbiamo fatto il ballo di Carchetta la vita pure. Per esempio abbiamo fatto sul ballo e 13, che come è un ballo che si può andare che ballano quasi in tutte le spiazze in Sardegna. Noi stiamo un ballo di questa zona, però in questa scuola del ballo come sono cominciando a ballare in E io a tuo tempo sai che sta studiando con tu? Gabriele, ma te sei qui in base anni, per le pistine di minore. Dunque è già pronto, può suonare in piazza e tutto. Perché se la dai dalla va che ti sono pure l'umutina, perché vedi suonava in Gartedi, in Nugaro e... Cioè, non ascoltavo su sono poco che ballettresi. Dunque, Giampaolo, come te stanno andando? Andrà bene, la suonavo bene, però naturalmente a borta mi chiedete vince su un pacco di devo linare sempre scando suonano per ponere vince su un pacco di grinta suonando su suonette, cioè deve essere la musica sarda è una musica espressiva, quindi ha bisogno pure di un certo tipo di forza suonando. Uno passo torrao come te lo suona Gabriele, lo può suonare in diversa maniera Mauro, lo può suonare Lorenzo, lo può suonare Samuele, cambia questa persona. Per esempio, Kin Gioele quest'anno abbiamo fatto passo torrao. E tanta lezione, no, questo passaggio andrà male, no, torna alla facere, no, non andrà bene. E dunque se poi sta a ribau a dove vai bene come te ne sta lui? Andrà bene, stai cominciando ad andare bene, poi naturalmente... E insomma, devo dire una cosa, poi però fa su un tendeo se poi tu si vai a intendi, cari il passaggio del fai meglio. Perché il passaggio che in gioco bisogna imparare finché a strada batto lezioni, finché che non l'abbiamo fatto bene. No, non va bene, torna alla facere. È inutile la facere il ballauca, poi mentre si andava che pacco, so per lo giusto. Cioè, vai a intendi commenti a questo punto si sa ribau e via si andrà bene, poi. In questo caso, proprio, devi correggere ninguna cosa. Per esempio, sul passo torrao, no, che tocca a provare mezzo su mantice, che è sempre rischi a provare di più. Poi i tai che devi fare, fammi dire. La parte dei sumantici è la parte più difficile. Visto se cominciamo a fare che spassato scusa tastiera.
in casa a mano potete andare bene, però quando cominciamo a fare i sumantici, in questo caso, Tenere no, magari che delle bicchiere difficoltà. caricate la paia di mese di esercizio. Poi Questa già parte poco poco più difficile. ma e te devi fare mo può migliorare, può arrivare a fare questa Per che hai fatto tu. arrivare a un certo livello a fare questo passaggio, tocca a te a esercitare a bella bello, a fare che era bella bello sul passaggio, e poi piano piano si picca la velocità del suo passaggio. Naturalmente cada cosa tenete non si impara cioè, a diventare suonatore uno non diventa in un anno, non deve una becca di esperienza, e poi l'allenamento in domo e tutto. Iniziando fai sentire bene come te che devi fare isso con su Io bello fare tutto bello, in maniera che lo comprendano. Prova, dovete fare isso, ma va bene se Fallo piano piano. Poi, naturalmente, va a tenere una cosa pure, quando cominciamo a questa età, Sì? lo strumento, uno piccino che comincia a questa età, tenete pure una velocità di imparare più di una persona manna. Come è cambiato tutto il sistema di imparare a suonare. Che prima, quando ho cominciato, a volte provare certi passaggi, mi poneva a provincia a un mese, dipende da ciò che ti piace provare. Come a volte, in giro di 15 mesi, se l'ho saccato che sono già, che hanno già imparato tanto il ballo, perché uno di essi si diletta pure a ascoltare il ballo sul computer e fa che una gara che impara di più. È scambiato tutto un po' questo sistema e si chiede a cambiare questo sistema delle scuole pure. Ma dunque questo è meglio su Aici, no? Questa è una cosa Poi diversa, poi naturalmente cada suonatore si deve differenziare di un altro, e mentre devono andare sempre le cercare e provare a vincere a sola in demobrosta. Però non è tutto uguale. Certo. Però si creare pure qualche cosa che lo caratterizza di un altro suonatore, che prima, giustamente, vivi la suonata del Mondo Vercellino, Totore Chessa, Francesco Bande, Domenica e Domenica, cada uno ha la suonata sua. Certo. Invece come è scambiata questa cosa, non pago, tende a essere quasi tutto uguale. Arriva in una piazza e non comprendi perché suonando, cioè sono quasi tutto uguali. E dunque se tu invece narra proprio questa cosa che devi tenere, di ognuno la personalità di cosa Io li va a copiare sono passato, però naturalmente non ti piace essere una fotocopia a me, ti piace cercare di sperimentare il passaggio sempre a barrande, sempre si chiede esa tradizione. sul ritmo, sul tempo, su musicale. Però a cercare di caratterizzare, pure a provare i vinzasissos o a tornare un po' a scuola che abbiamo fatto noi, ascoltando le cassette, ascoltando le spiazze, i suonatori e cercando di comprendere come te va anche questo passaggio e lo usiamo a fare questi suonetti. Io credo che venite a scuola civica, venite a ascoltare lezioni cosa tua. Venite voi tenete idea di andare a suonare in su palco o ci punta altre regioni? Fatto che comincia a suonare e si appassiona da su sono, per presto che ha la fisarmonica o altri strumenti. Come te che comincia in genere? Di solito chi viene a scuola è una persona pure che sta appassionata pure de banda della famiglia, pure che hanno fatto musica sarda, però a volte viene battere caso, per esempio che in Carchidomo non vai a manco un organetto e sono bene su Mattesi. Per esempio, sul caso di Gabriele, scuso per esempio, chi su pure per suo babbo e sua mamma nuda, non bisognava neanche nuda, e su sta appassionato di questo strumento, gli piace a seguire. Poi qualcuno viene per passione, però gli piace studiare, fa che la terra cosa sfuro. Poi qualcuno è cominciato a fare qualche serata, come te potete essere.
E Ecco, non si- su Gabriele pure questo stile da pettare a suonare che incaricato il gruppo. Certo, E non stai si può- cominciando a essere... Ecco, una cosa che io le domandare è che non si può dire mai, perché ad ognuno è differente, tiene la sua personalità e sa attitudini cosa sua, ma generalmente dopo cantando si comincia a essere pronto, si può accompagnare il gruppo, si può suonare per il ballo, su bene, come ti sai imparato e tutto. Cantando ci vuole. Come per esempio, una cosa che si può narrare, magari io posso accompagnare il gruppo di cartelli, per esempio Gabriele, Samuele, però per suonare chi nato la vita, tocca a si chiede studiare, per esempio, proprio che Gabriele quest'anno abbiamo fatto sul campo danese, quest'anno, questo stile per andare a suonare chi sul gruppo di tenia. E quindi abbiamo cercato di fare una cosa che era diversa, pure però... Poi... Poi da a bordo- testimoniare un gruppo di picciocchetti spuro, mi pare. Te per suonare chi su mini folk. Uso mini folk. Quindi chiediamo un pizzino, mi ha telefonato al presidente del gruppo, mi hanno Giampaolo, ha detto un pizzino che sono nata un ballo campidanese per non accompagnare basta che allievo bravede la panada appena sul ballo campidanese lo siamo facendo con Gabriele è stata un'esperienza nuova per il puro poi naturalmente a bella bello si fa che durante il anno si fa che si sa al ballo però per suonare bene tutto sul ballo perché tennissi una paia anno buono e poi non si viene mai da imparare, che è sempre un strumento particolare. Certo. Dunque, ma questa lezione cosa dura da canto in scuola civica? Canto 40 minuti. 40 minuti. Però ogni addiri, devi suonare, devi provare, devi allenare, assuma anche su un'ora, ci è. Un'ora, 2 ore, 3 ore. Tutto questo che può, dunque, sai, c'è. Perché tu non si può suonare prima di andare a scuola, poi quando torna da scuola. Su Manzano Chitto, qualche giorno dice, suona pure prima di andare a scuola su Manzano. Andrà bene. Dunque, io vedo come funziona una lezione, cosa tua, e più presto io vedo come punti il livello del picciochetto, che mi pare che sia una cosa di bella, poi mi pare che tutto finché adesso il pitichetto che sta cominciando in moi a suonare è già più bravo di me, dunque andrà bene aici. Devo asserrare questo attopio di oggi, mi da pragio, o fai suonare su un pari, o suona studio una cosa, e magari isso su da binti, e poi magari la prossima volta che abbiamo in lezioni, suona da questo ballo che vai studi. Ci salutiamo, gli spettatori, si cosa nostra, de Radio Televisione Sarda, con questo attopio di oggi, del maestro, che ho dedicato tutto a Susone, dunque a Giampaolo Viredda, che è sul maestro, suonatore, maestro, è un amico mio, e dunque se ho pregiato pure poi gusto, dunque mi fa piacere ad attopiare in noi in trasmissione. E con vosaltro, amici stimato, se lo sapete, stasera che benedi, con un'altra attopio, un'altra puntata del maestro, e uso a attopiare un altro maestro, ma non si scovi un moi, devo sapere impari stasera che entra. Serrauso, torrendi grazie a Giampaolo Viredda e un nao a sa sindaca de Eurosei, a Daniela Conto che è stata delegata delle istruzioni pubbliche e delle scuole civiche e tutto i picciocchetti che con sa basket tutto punti bene su poi muro a sa lezione. Dunque sa Serrauso con sa musica di Giampaolo Viredda e ci sa prossima volta e su Antasonai gusto. Non mi sono ballottato.
Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, imprentas 2021-2022, le regionali 22-2018, articolo 22.